Allora, intanto benvenuti a questa occasione di presentazione di un poderoso volume di Michele Pellerei. Di solito quando presento i libri ho il vizio di leggerli e cercavo dei numeri in questo libro, delle formule ho trovato il miglior Pellerei, ma non diciamo il matematico che tutti conosciamo, ma un grande filosofo dell'educazione. Direi che questo libro, L'identità professionale oggi, natura e costruzione, è una sintesi strutturata, direi quasi ontologicamente strutturata, di un pensiero che può andare, diciamo, da Aristotele a San Giovanni Bosco fino alla gentilità. Cioè vedo un percorso, diciamo, di realismo epistemologico, di realismo culturale, che prende le mosse da un'idea di fondo. Esiste una strettissima relazione, io parlerò pochissimo perché chiederemo adesso a Michele di raccontarci perché ha scritto questo libro, una strettissima relazione, spesso dimenticata da chi si occupa di scuola, spesso dimenticata, tra identità professionale, identità sociale, identità personale. Il lavoro è una vocazione e direi, parafrasando il bellissimo libro che consiglio, chi non l'avesse letto, di guardare subito, di Floridi, Il verde e il blu, un libro che diciamo riprende i grandi temi di questa 30ª edizione di Job, cioè la transizione digitale e la transizione ecologica, e Floridi dice: di fronte al digitale, di fronte alla sostenibilità, qual è il progetto umano? E allora io penso che questo libro ci racconti con una dovizia di riflessioni interessantissime sulle migliori e più recenti ricerche in campo pedagogico, cognitivista, in scienze dell'educazione, eccetera, eccetera, ci dica proprio qual è il progetto umano di un percorso educativo e di un percorso di crescita di un'identità professionale. Non dico altro, darei la parola subito a Michele Pellerei, ci organizzeremo in questo modo: Michele in circa 10 minuti racconterà il perché ha scritto questo libro e qual è la struttura fondamentale di questo stupendo testo, poi daremo la parola nell'ordine a Suor Manuela, che ci racconterà, diciamo così, com'è che il mondo del Salesiane che si occupano di formazione è interessato a queste ricerche. Andremo avanti con Albert, che ha una grande esperienza nel campo delle policy, diciamo, a livello di formazione professionale, poi con il Arduino Salatin, un altro, diciamo, teorico dei temi della formazione, per concludere con il nuovo responsabile del mondo, diciamo, dei Salesiani uomini, CNOS, eccetera. Quindi subito la parola, Michele Pellerei, 10 minuti per raccontarci il tuo libro, perché lo hai scritto e qual è la struttura fondamentale di questo testo. L'origine di questo libro, se mi sentite? Benissimo. Bene. L'origine di questo libro è lunga, perché siamo nel 1976, quando abbiamo fatto il primo corso seminario di informatica nella formazione professionale. Ora hanno partecipato molte persone che lavoravano nella formazione professionale, tra cui una persona che voglio ricordare perché è venuta a mancare pochi giorni fa, che è Pietro Chasseur, che lavorava qui a Verona San Zeno e che poi nel 1985 ha scritto un articolo parlando di questo corso come epico, che poi avrebbe avuto uno sviluppo a Verona San Zeno nella formazione professionale. Perché accenno a questo? Perché si parla di transizione vicinale, ma negli anni 70 c'era già stato il controllo numerico nella meccanica, nelle macchine utensili. Negli anni 80 è arrivata la fotocomposizione e la fotoriproduzione nelle arti grafiche, nella stampa. Cioè la transizione digitale è incominciata molti anni fa e continua. Questo è il problema vero
Il problema della transizione ecologica io non lo affronto qui, ma sarebbe interessante rileggerlo da un punto di vista che nel lavoro è molto importante, il feedback. Comunque, questo lavoro da me fatto, la formazione professionale, mi ha portato poi a lavorare con la Regione Veneto, proprio qui a Verona, sul nuovo curriculum di formazione professionale nella stampa. E lì ho visto una cosa per me sbalorditiva. Persone competenti nel proprio lavoro, nella composizione grafica, di fronte a un improvviso cambiamento, per esempio la Mondadori che nell'84-85 ha fatto tutto in fotocomposizione, non più nella tradizione manuale o linotype o monotype. Conclusione, una buona parte di questi operai non riusciva ad adattarsi e non riusciva a ricostruire la propria competenza professionale perché era talmente identificata con quel posto di lavoro che non c'era verso di uscirne. E questa è stata una prima cosa. Una cosa sola, visto che siamo a Job Orienta, e gli studi sull'orientamento professionale. In particolare un certo Max Savikas, che adesso va per la maggiore anche in Europa, il quale a un certo punto parla di 3 grandi indirizzi o impostazioni dell'orientamento professionale. Il primo è quello che lui ha imparato dal suo maestro, Holland, quello di far combaciare il matching fra le qualità personali sviluppate e i posti di lavoro o l'ambiente di lavoro articolato secondo alcune categorie, 6, 7, 8 grandi categorie. E questa è abbastanza diffusa ancora adesso, prendere l'informazione sul mondo del lavoro, diagnosi delle qualità di una persona, cercare di incontrarle. Savikas dice, ma c'è un'altra corrente, che è quella di fare dell'orientamento un percorso educativo, formativo, a lungo termine, per formare a una certa competenza specifica nell'ambito del lavoro. Dice, ma queste due oggi pongono un problema serio, perché il mondo del lavoro non è così statico, non è così strutturato. I posti di lavoro spariscono e vengono, ma anche lo stesso ambito di lavoro si trasforma nel tempo e quindi in qualche maniera c'è un bisogno di ripensare queste due impostazioni. Allora lui ha ripreso con una terza impostazione che la chiama life design, cioè centrare di più sulla formazione della persona e la sua capacità di adattamento senza perdersi per poter affrontare le sfide della vita nel lavoro, come le sfide della vita, cioè quella flessibilità che però non deve essere distruttiva della persona, perché in qualche maniera deve continuamente cambiare, quindi non sa più chi è, non sa più cosa deve fare e diventa quasi una pezza che va di qua e di là. Allora qui come mettere insieme le cose? Allora van bene anche i suggerimenti di Holland, quello della prima impostazione, sia della seconda, però bisogna ripensare un po' le cose. Da qui è nato il mio studio per vedere che cosa poteva garantire in qualche maniera una certa stabilità nella qualità della persona, ma anche la capacità di adattamento poi agli sviluppi che ci sono in corso nel mondo del lavoro, non solo dovuti alla transizione digitale e quella ecologica, ma anche proprio nel mondo dell'organizzazione, della gestione e anche il fatto che è molto difficile che uno entri in un posto di lavoro e gli rimanga lì per tutta la vita. Questo forse è il sogno delle amministrazioni pubbliche. Faccio un concorso, entro dentro e rimango lì. Però nel mondo del lavoro, diciamo, non di questo tipo, è una pia illusione. A questo punto venivano fuori la prima, diciamo, impostazione che mi è emersa, quella di studiare bene quella che è l'identità personale. Allora riprendere un po' le tradizioni di Erickson, Marshall, eccetera,
su cosa caratterizza nello sviluppo della persona, non solo nel periodo adolescenziale, ma anche per tutta la vita, quali sono gli elementi che caratterizzano una persona per renderla capace di affrontare l'esistenza. E dietro questo c'è anche l'altro problema dell'identità sociale, quella che in qualche maniera viene influita, suggerita, in qualche maniera fatta evolvere dal mio rapporto con gli altri, il mio rapporto non solo in famiglia, ma con gli amici, con le società, con la televisione, con i mezzi di comunicazione di massa, cioè quella l'identità sociale, che però anche questa può far perdere un po' dell'identità personale, quindi bisogna che si integri. E poi c'è tutto il problema, come dicevamo, del mondo del lavoro, quell'identità professionale. Allora il problema era quello di come fare, Dewey direbbe, interpenetrare queste tre tipologie di identità. C'è anche Amartya Sen, grande economista, che parla delle molteplici identità, perché io partecipo a più gruppi sociali, partecipo a più attività e devo adattarmi a tutte queste. E in qualche maniera deve avere una pluralità di sé. Un certo psicologo di mio amico, adesso purtroppo mancato, Pio Scilligo, parlava sinfonia dei molti sé, perché in realtà abbiamo anche come linguaggi, modo di fare, modo di operare, una molteplicità di aspetti e di qualità. E quindi come fare questo? Allora c'è un capitolo, che è il terzo capitolo, che cerca di chiarire abbastanza bene questo. Allora, in questa prospettiva, l'identità professionale diventa qualcosa di abbastanza impegnativo. Per cui nel quinto capitolo ho cercato di delineare le caratteristiche fondamentali di una identità professionale sufficientemente sviluppata. D'altra parte, tutta la storia dei soft skills, delle competenze personali trasversali di cui si parla adesso, in realtà evocano questo problema della persona, del suo sviluppo, della sua qualità, anche integrata nel mondo del lavoro. Quindi c'è questo quinto capitolo che parla di elementi. Il primo è il senso e prospettiva esistenziale. Anche nei programmi della scuola si parla molto progetti di vita, però cosa fa la scuola per aiutare le persone a fare un progetto di vita? Questo è un primo problema. Seconda questione, conoscenze e competenze fondamentali. E qui evidentemente bisogna tener conto che vi sono alcuni aspetti, non solo delle competenze personali, ma anche culturali e tecnologiche, per esempio linguistiche, oggi fondamentali, che vanno promosse. Poi ci sono quelle tecnico-pratiche, diciamo, molte volte gli imprenditori dicono formatevi bene alle cose di base che poi noi riusciamo ad adattarli alle esigenze nostre. Poi ci sono le conoscenze e competenze tacite. Questo è un problema fondamentale, cioè di quella capacità operativa, pratica, che si acquisisce solo nel lavoro, nell'attività. Non può essere descritta con formule, con metodologie. Si acquisisce attraverso la pratica. Al massimo con qualche narrazione, con qualche racconto, ma non dal punto di vista di un manuale o di una descrizione astratta. Bisogna entrarci dentro fino in fondo. E queste sono le famose conoscenze personali che chiunque ha una consuetudine nel mondo del lavoro sa benissimo. Però questo pone un problema nella scuola. Tutta questa parte di competenze la scuola non la può dare per il mondo del lavoro se non ha un'esperienza diretta del mondo del lavoro. Da qui, se volete, si parla di sistema duale, cioè c'è un problema di transfer o transizione tra tutto quello che è sviluppato nel mondo formativo, nel mondo della scuola, al mondo operativo, al mondo lavorativo vero e proprio. Tutto questo è stato studiato molto nelle difficoltà di questo trasferimento tra un mondo e l'altro, ma anche perché il mondo del lavoro ha delle qualità che o ci entri dentro o non riesci a sviluppare. Poi ci sono problemi dell'etica professionale e degli abiti di studio e di lavoro, cioè tutte quelle
elementi che caratterizzano oramai una inveterata abitudine a affrontare per esempio gli ambiti di lavoro dal punto di vista della sicurezza, che questa qualcosa è diventare una seconda natura, e questo si acquisisce solo esercitandosi abbondantemente. Poi seguono 3 capitoli per approfondire i 3 fondamentali processi che segnano la costruzione dell'identità professionale, cioè la riflessività, cioè l'esperienza anche diretta del mondo del lavoro non ha nessun ruolo se non c'è una riflessione critica sul perché, su che cosa c'è, eccetera. E quindi il bisogno di riflettere, quindi anche gli strumenti per la riflessione, tipo diario o anche portfolio digitali. Poi il problema dell'adattabilità. Cosa significa adattabilità? Come si sviluppa questa? Come si può sviluppare l'adattabilità senza perdere se stessi? E infine il grande problema dell'imprenditorialità. Il protagonismo di essere in primo luogo imprenditori di se stesso e poi avere questo spirito di iniziativa, se vogliamo, identificato molte volte, come è stato accennato, nell'agentività, agency, cioè una persona che di fronte a un problema concreto, pratico, cerca di affrontarlo, di risolverlo, spendersi dentro per cercare di andarne oltre. Poi c'è l'ultima parte, così io chiudo, che è dedicata un po' a tutto quello che è il rapporto fra educazione e lavoro, che ci sono le 2 direzioni, tra educare al lavoro, ma il lavoro che educa. E quindi le 2 componenti devono essere prese in considerazione bene. E io rileggo tutto questo sotto appunto la categoria generale dell'agentività, cioè della persona che fin da piccolo è orientato non passivo, non a guardare, non a girarsi i pollici, ma fare, intervenire, agire. E questo si impara anche nel gioco. Anche il bambino piccolo nel gioco impara a essere proattivo, proporre con gli altri, cercare vie strade nuove e anche gestire se stesso nel gioco non è banale. E quindi in qualche maniera è un percorso a lungo termine che può portare poi anche questa disponibilità a essere imprenditori di sé, ma imprenditori anche nel mondo, diciamo, sociale, nel mondo lavorativo, ma nel mondo in senso generale. E infine, da questo punto, viene fuori il problema tipico del work-based learning, cioè l'apprendimento basato sul lavoro, e poi quello che in pratica oggi si considera come orientamento delle varie correnti è la consulenza professionale, che in qualche maniera è una forma di dialogicità a 3, il soggetto, il consulente e la propria esperienza, la propria storia, la propria autobiografia, che sempre questo problema entra in tutte queste, diciamo, suggerimenti per l'orientamento, quello della capacità di narrare se stessi a se stesso per poter cercare di evolvere e migliorare e cambiare. Io chiuderei qui come mia presentazione, se avete domande io sono qua. Grazie per la sintesi, per la profondità, ma anche per la semplicità, perché quando si usano alcune espressioni, spesso chi le usa fa restare ancora più confuso chi le ascolta, cioè crea una distanza, mentre tu nel raccontare complesse teorie che hai sintetizzato in modo magistrale, teorie spesso, diciamo, poco note o almeno poco diffuse negli ambienti professionali e negli ambienti educativi. Io direi così, procederei con i 4 interventi dei 4 discussant, a cui farei a ciascuno una domanda per un approfondimento dal loro punto di vista, cioè come questo tuo libro impatta su 4 mondi diversi, e poi alla fine ti darei di nuovo la parola per commentare quello che hai ascoltato. Diamo per scontato che il libro è bello, che è meraviglioso, che è stupendo, cioè una serie di apprezzamenti li faccio io per tutti, perché la cosa importante è vedere a cosa serve, cioè in cosa il tuo libro favorisce policy, ricerche, indirizzi, aggiornamenti, eccetera, eccetera. Partiamo subito da chi ha organizzato l'evento e quindi da Suor Manuela Rabazza. A lei chiederei, il mondo della formazione professionale
è sempre percepito, purtroppo, come un mondo dove la materia prima non è la più eccellente, quindi bisogna lavorare su una materia prima che vi arriva, che non è il massimo dell'aggentività, non è il massimo della riflessività, non è il massimo della dimensione, diciamo, di avere alle spalle una famiglia che favorisce e aiuta la percezione cognitiva, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi partite da un materiale umano, tra virgolette, che vi arriva in queste condizioni. Qual è il ruolo oggi della formazione professionale proprio per collegare strettamente nella prassi, non solo nella teoria, identità professionale, identità personale, identità sociale? Buonasera a tutti, mi permetto prima di tutto di ringraziare Claudio Gentili per questa conduzione e siamo contenti che sia lui a farlo. Mi permetto anche di salutare tutti quelli che sono collegati a distanza, perché esiste un link a cui molti sono collegati, e ringrazio anche i relatori che parteciperanno a questa tavola rotonda. Ovviamente ringrazio il professor Pellerei per aver scritto il libro. Per venire alla domanda, io penso che il libro ci aiuta a rispondere a questa domanda, almeno così mi sembra. Non è tanto vero che è così semplice il professor Pellerei, però è sicuramente molto efficace e molto profondo, e il libro merita davvero di essere letto. Come può la formazione professionale aiutare i ragazzi? Ecco, io penso che la formazione professionale davvero intercetta i giovani nella loro situazione, e l'obiettivo che la formazione professionale vorrebbe portare avanti è proprio quello di aiutare tutti i giovani, in modo particolare quelli che si affacciano al mondo della formazione professionale, a dare il meglio di sé, a scoprire il proprio talento che esiste e tante volte non è riconosciuto, prima di tutto da loro stessi, a scoprire il loro talento e a svilupparlo e a farlo diventare davvero un capolavoro, e questo è possibile. Il libro del professor Pellerei ci ha convinto, e siamo onorati di averlo potuto stampare insieme con il CNOSFAP. Ci ha convinto perché mette al centro, da buon salesiano, mette al centro il giovane nella sua identità, che è però da costruire, perché il sottotitolo dice natura e costruzione. E allora è importante che tanti formatori, tanti docenti, noi diciamo tanti formatori perché questo libro può aiutare davvero innanzitutto i formatori a prendere consapevolezza di quanto è fondamentale accompagnare i giovani in questa scoperta e costruzione della propria identità, prima di tutto personale, sociale e quindi professionale. Il libro accompagna proprio il formatore che abbia voglia di mettersi in gioco con i ragazzi e abbia voglia di aiutare questi ragazzi a costruire l'identità. Qualche tempo fa abbiamo assistito a un convegno, e c'era anche il professor Pellerei, che si intitolava Voglio fare il manager. Ed era un convegno che ci aveva colpito perché era tutto impostato su come si diventa manager e quali sono le caratteristiche della figura del manager. E ascoltando continuamente mi dicevo, ecco, il libro del professor Pellerei è diverso. Non dice voglio fare il manager, come puoi fare per diventare manager, ma è scopri quello che tu puoi diventare e conquistalo a poco con tutto te stesso, perché sono due punti di vista molto diversi. Chi vuole fare il manager deve, non so, impostare alcune situazioni, eccetera, ma chi invece vuole scoprire la propria vocazione e portarla avanti al meglio deve innanzitutto costruire
se stesso, la propria identità personale e sociale in un contesto e riuscire a dare il meglio di sé. Non so se ho risposto alla tua domanda, Claudio, però credo che sia importante valorizzare tutto quello che il professor Pellerei ha scritto e dare valore e dare peso e importanza alla formazione professionale, perché ha proprio questo merito. E a me piace anche un particolare che prendo dal basket. La formazione professionale fa così: il giovane dice: quando sento dimentico, quando vedo capisco, se faccio imparo. Ecco, nella formazione professionale si ha questa possibilità di imparare facendo, ma anche di fare imparando, e questo diventa davvero un'avventura secondo me molto importante e molto bella. Grazie. Grazie mille, Suor Manuela. Diciamo che non solo hai risposto alla domanda, mettendo molto in evidenza qual è il proprium del mondo della formazione professionale, un proprium spesso poco noto neanche negli ambienti della pedagogia. Non parlo dei pedagogisti qui presenti, dico in generale negli studi pedagogici non è sempre presente questa percezione, perché l'imparare facendo e il fare imparando può essere semplicemente una modalità, chiamiamola artigianale, no? Di apprendere, o può essere ispirata a quella insieme di imprenditività, riflessività, agentività, che hanno un valore pedagogico straordinario. Passiamo subito a Albert. Albert è un vecchio amico, soprattutto è una persona che è stata in prima linea, diciamo così, sia in Sicilia che in Piemonte. In prima linea dove? Dove si prendono le grandi decisioni, dove si gestiscono i finanziamenti, dove si sceglie chi finanziare e chi non finanziare, e in certi casi scegliendo chi finanziare poi si viene cacciati da certi ruoli perché ci sono delle prassi, diciamo così, particolari e ataviche in Italia nel campo della non qualità della formazione, e c'è invece qualcuno come, faccio un esempio banale, i salesiani, piuttosto che il mondo che vive attorno a Forma, che fa della qualità un distintivo assoluto. Allora, questo libro pone, secondo me, il tema della qualità, cioè del fatto che fare formazione, sviluppare una identità professionale non è uno scherzo ed ha la stessa, diciamo, profonda riflessività che ha studiare filosofia o studiare diritto. Cioè, questo testo attribuisce al mondo della formazione professionale una dimensione epistemologica, diciamo, di chiara consapevolezza che le cose che si fanno hanno dietro un pensiero e ci si riflette sopra, che mi pare non sempre è in Italia molto diffuso, considerando questa parte del mondo, diciamo, dell'education come una parte residuale. Quindi la domanda che faccio a Albert è: com'è che questi contenuti possono essere trasformati in policy che rinnovino in profondità, da uno che l'ha vissuto già, diciamo, in prima linea il mondo della formazione e dell'educazione in generale in Italia? Per rispondere alla tua domanda, grazie intanto di avermi mandato questo libro, di avermelo fatto leggere. Per rispondere alla tua domanda, credo che il primo punto sia che questo libro aiuta a fare un salto. L'hai detto tu prima, inizialmente, credo. Quando il tema della qualità, il tema delle soft skill, il tema del carattere, eccetera, è un tema che da tempo noi sentiamo nel mondo della formazione, nel mondo dell'istruzione, nel mondo dell'educazione. Però è un tema che è nato da un'altra parte, è nato negli economisti che si occupavano di risorse umane, quindi è nato come una conseguenza del fatto che questo tema, cioè, un lavoratore, esatto, un peccato funzionalista, no? Quindi è evidente che è una risorsa più forte quella che sa fare, che ha un certo mestiere, che ha una certa sa fare una certa cosa, ha studiato certi saperi e che però sa anche comunicarli, lavorare con gli altri, insomma tutte quelle altre cose che per noi sono importanti.
Il problema è che queste cose, questi ragionamenti, quindi Ekman, Hoxhe, Schleicher e tutto il mondo che su queste cose ci ha spinti a ragionare sulle parole competenze, hanno fatto molta fatica a tradurre queste loro posizioni in posizioni che fossero pedagogicamente fondate nel pensiero nostrano. Nostrano intendo non nostrano del nostro paese, ma dentro il percorso tradizionale che ha un fondamento filosofico, pedagogico robusto. Questa cosa non è così banale, perché noi abbiamo il fatto che negli anni passati si ragionava sui titoli di studio, no? I paesi erano più forti secondo quanti titoli di studio che avevi raggiunto. Oggi si parla di qualità, no? Gli SDGs parlano di qualità della formazione che deve essere garantita a tutti, inclusiva, eccetera, eccetera. Però è una cosa che non è introiettata dentro i nostri sistemi educativi, né dentro il sistema dell'istruzione, né dentro il sistema della formazione professionale fino in fondo ancora. Perché sì, certo, ci sono alcuni che queste cose le sanno fare, formano le robazze e ce le racconta, eccetera, però non è un fatto ancora così robustamente condiviso e così forte. E quindi io credo che il fatto che ci sia uno studio come questo che muove da Aristotele e arriva, tu dicevi a Don Bosco, ma anche a Paolo Freire, anche alla gentilità di oggi, io credo che sia un fatto fondamentale, perché io oggi, se ragiono e non è così irrilevante dal punto di vista delle policy, quando io ragiono su come le nostre università formano i miei insegnanti o i miei formatori, io tutte queste tematiche le vedo molto laterali, sono richiamati come fatti come prezzemolo, ma non hanno a che fare con le identità professionali di coloro che dovrebbero essere i soggetti che costruiscono queste identità professionali, prima di tutto identità personali e poi dopo identità professionali. E quindi credo, e tra l'altro lo dico che questo libro aiuta anche per una cosa banale, forse l'hai accennata anche tu, ma perché un po' ci si diverte leggendo. Voglio dire che non è che proprio sia un divertimento di quelli e così, ma il piacere di leggere questo volume e quel meccanismi di ragionamento dilemmatico, di descrizione dilemmatica in cui tu hai un problema che viene affrontato in un pezzo, nell'altro pezzo, nell'altro pezzo, e poi se così va, c'è quell'altra conseguenza. Io credo che sia anche un piacere che consente a quelli che sono un po' come me, un po' ignoranti, ma che da bambini avevano masticato delle parole che mi ricorda un po' le lezioni di Bobbio, no? Che avevano quei ragionamenti, quelle forme, e che io andavo ad ascoltare un po' con la bocca aperta perché mi divertiva, no? Quel tipo di ragionamento. E questo volume ha questo aspetto, perché affronta i diversi pezzi, li mette in modo palese e senza girarci intorno tutti di fila e me li mette. Credo che questo volume, per rispondere alla tua domanda, pone anche, quindi e peraltro lui sul bello ne dice molto, no? Ci deve essere il gioco, nel gioco c'è anche il piacere, c'è anche il fatto che io ritrovo le cose belle e le ritrovo in tutte le fasi della vita, no? Me le mette il gioco, come dall'infanzia a un'adolescenza che dura nelle scelte e nei cambiamenti che devi fare nelle diverse fasi della vita. Credo che un volume come questo aiuta anche a ripensare in che modo io posso ragionare su delle policy. Penso per esempio a una cosa semplice, come l'anno scorso noi abbiamo visto sui giornali una polemica sulla parola curriculum, no? Quando a un certo punto il Ministero dell'Istruzione ha detto che c'era un curriculum che doveva servire per la maturità, forse si è partito dalla coda, ma io credo che il fatto che un ministero incominci a ragionare sul fatto che bisogna tenere conto nel percorso
e rendere esplicito nel percorso dello studente non solo i saperi formali, che sono quelli che la scuola certifica con i voti, ma anche l'informale e il non formale, e che queste cose me le posso portare, devo farle diventare, un po' come dice Pellerei, parte della programmazione di ciascun insegnante o dell'insieme degli insegnanti a partire dalla scuola dell'infanzia, e poi dalla scuola dell'infanzia, andando avanti, l'adolescenza, eccetera, eccetera. Credo che sia fondamentale non solo per lo studente, ma di nuovo per gli insegnanti, perché serve a fare in modo che la loro programmazione abbia dentro il loro insegnare non soltanto il fatto che faccio quel percorso di storia, di matematica, di disegno, ma che in quel percorso io accompagno una crescita di un ragazzo. Ma la cosa più importante, credo, è il fatto che il concetto di agentività, così come viene costruito e descritto, è un concetto di agentività che ha a che fare con, in una situazione di cambiamento, ovviamente gioca sulla persona, gioca sulla sua forza, sul suo rafforzamento e sulla sua capacità di reggere anche le sconfitte e i cambiamenti diversi in cui si trova ad agire, ma questa agentività acquista senso, cioè, e tutti i percorsi che lui ha fatto prima di acquisizione di competenze, no? Acquistano senso agiti in quella realtà, dove c'è a un certo punto quell'identità professionale, ma dove in quella realtà io modifico quella realtà. E quindi c'è questa tensione verso il valore, verso l'etica, verso il fatto che io produco un cambiamento. Ed è una modifica in meglio in cui io in cui i miei apprendimenti acquistano senso, in cui la mia identità professionale acquista senso, che è il pezzo credo più importante e più rilevante. E poco fa noi eravamo da un'altra parte, ragionavamo di duale, e io credo che il duale trasporti questo concetto di agentività allo stesso mondo della formazione professionale, cioè così come siccome io devo aprire il mondo della formazione professionale al territorio, perché duale significa questo, significa uscire dai muri della classe, significa rompere il muro, significa andare con le imprese, ma significa anche diventare pezzo di motore di sviluppo di questo territorio. E quindi è un gioco in cui il percorso dell'individuo si costruisce dentro un percorso in cui anche il soggetto che produce formazione, che costruisce formazione, è un soggetto che diventa anche lui quello lì, fa agency, quella roba lì. Credo che questo sia, questo volume, io credo che sia molto interessante, oltre al fatto che è molto piacevole da leggersi. E questo credo che sia una cosa non banale, anche per uno come me che è molto ignorante e che ha sempre fatto il praticone. Grazie. Allora, una cosa che mi colpisce di questo libro è la libertà di pensiero di Pellerei, che non si vergogna di mettere insieme i classici e i postmoderni, cioè di far reagire i postmoderni con i classici. Quando cita Girolamo, per esempio, ci sono delle pagine gustosissime, no? Ci sono dei padri della Chiesa che hanno avuto delle intuizioni straordinarie. E la seconda cosa che mi colpisce, e che a questo punto giro a Arduino Salatin, è come siamo messi oggi rispetto alla teoria. Cioè la teoria che Pellerei spiega in modo chiarissimo, a mio parere, da semplificatore, toglie il peccato originale del funzionalismo ad un mondo che nasce, ma la sociologia è nata funzionalista, la psicologia è nata funzionalista, non ci dimentichiamo che queste nuove scienze nascono, diciamo così, con lo sviluppo industriale e con grandi investimenti, prima militari e poi diciamo industriali, per, virgolette, controllare, migliorare la produttività, quindi tutti i peccati originali che hanno dato la stura a chi rifiutava questi modelli. E invece lui prende questo mondo, che è il mondo, diciamo, che poi sta dietro anche la grande intuizione di Don Bosco, che è un'intuizione di recupero sociale, di solidarietà sociale, cioè di collegamento tra
la funzione importantissima della formazione professionale è il carattere del personalismo cristiano, diciamo così. Ecco, e questa roba qua lui la tratta, diciamo, mettendola in bocca a una serie di grandi studiosi, soprattutto anglosassoni, che su questi argomenti hanno, diciamo, elaborato teorie di grandissimo interesse e che poco spazio hanno avuto, ha ragione Albert. Allora, la mia domanda è: quanto, ammesso che agentività è il contrario, per capirsi, del divano di cittadinanza, quanta agentività c'è nella scuola italiana? E come, se ce n'è poca, possiamo potenziarla? Io spesso dico che per fare l'autonomia scolastica le scuole statali devono apprendere dalle buone paritarie e per fare una pedagogia, diciamo, innovativa le scuole italiane devono apprendere dalla buona formazione professionale, diciamo, dal programma tradizionale al progetto, ho detto le cose che voi masticate tutti i giorni. La domanda è: come siamo messi in termini di agentività? O la scuola italiana è un killer di agentività? Buonasera a tutti, un saluto a Michele Pellerei, che ringrazio perché ci costringe sempre a pensare, a studiare, non è mai finita. La risposta in prima battuta potrebbe essere: la scuola italiana non è un granché agentiva, nel senso che dal punto di vista del contesto, insomma, istituzionale e organizzativo, la scuola in generale e anche molte scuole, sono insomma circa 8.200 in tutta Italia, non sono il massimo, no? Quindi questo pone una sfida non da poco e la prospettiva sostanzialmente di ottimismo pedagogico prudente, ma ottimismo del testo si incrocia più volte con domande. È stata posta anche in un'altra presentazione da un sindacalista questo problema, insomma, no? E ci sono ovviamente delle risposte. Una prima questione è data dal fatto che questa scuola perde un sacco di studenti, diceva già Don Milani, in particolare negli istituti professionali perde il 50%, insomma, nei primi 2 o 3 anni. Quindi non è che sia un posto, insomma, che dà una mano ai ragazzi e addirittura qualcuno ha messo anche in dubbio che proprio questo a livello anche di riflessione più ampia distrugga capitale sociale. Abbiamo fatto una ricerca almeno decina di anni fa in Trentino, posto abbastanza fortunato, ecco, da questo punto di vista, e abbiamo toccato con mano che la scuola è capace anche di distruggere capitale sociale, quelle cose, insomma, che nascono, associazionismo nelle famiglie, tutta questa roba qui. Non è detto, a proposito di non formale e informale. Ecco, quindi questa cosa qua è ripresa in particolare, secondo me, nel capitolo 10, quello che parla di educazione e lavoro nel contesto scolastico, e dove vengono anche date delle possibili risposte, no? Perché da un lato per essere agentivi bisogna avere, insomma, delle basi, insomma, non essere dei soggetti troppo deboli, bisogna essere un po' strutturati per essere capaci di fare autoregolazione, autodeterminazione, autodirezione, autoimprenditorialità. Io sono sempre preoccupato del suffisso auto perché richiede, e bisogna farlo, si dice, fin da piccoli. E ci sono per fortuna moltissime esperienze positive, anche se non sono molto diffuse in tutti gli ordini di scuola e in tutti i territori, cioè c'è un divario sia tra gli ordini di scuola, tra le scuole e nei territori, però si può fare. C'è un passaggio nel libro dove si parla esplicitamente di suggerimenti didattici che favoriscono l'agentività. Si porta l'esempio qua proprio di una scuola di Verona, il Don Bosco il liceo, che ha vinto il primo premio per la imprenditorialità con un progetto di cosiddetta lavatrice spaziale, no? In cui si è fatta tutta l'esperienza e viene ricostruita questa esperienza sostanzialmente. Il professor Pellerei richiama, insomma, 3 possibilità, i cosiddetti artefatti, cioè
partire da qualcosa che si fa, che si vede, che si produce, dal concepimento, dal concept fino alla fine, l'interdisciplinarità necessaria, apre elementi, mette in discussione, e il problem solving, no? Sono tutti ingredienti che possono aiutare l'agentività, e si fa riferimento poi ai vari passaggi dalla laboratorietà all'alternanza fino poi alle esperienze dirette anche nei contesti organizzativi. Quindi questo, c'è anche indicazioni concrete che si possono fare. Io ho trovato anche delle altre cose, adesso pensandoci su intanto che ascoltavo gli altri, mi pare che ci siano delle cose, cioè com'è che si può fare? Oltre a quello che ha detto il professore esplicitamente, io ho trovato anche qualche altro filone che ripropongo. Il tema della continuità e della progressività del curricolo, cioè è un lavoro non solo che si comincia da piccoli, ma che va continuato, quello che si chiama curricolo verticale, diciamo così. L'altro è quello del riconoscimento delle aspirazioni, dei talenti degli studenti che vanno coltivati, lo possiamo poi collegare al tema personalizzazione, quindi contro tutte le rigidità del curricolo di un certo modo. Una terza direzione è quella degli ambienti di apprendimento proattivi, si potrebbe dire così, ma anche in termini organizzativi, anche in termini di spazi, cioè posti dove gli studenti si possono auto-organizzare, intraprendere, fare le robe che vogliono fare, insomma, con un supporto, con un po' come quei progetti che vengono citati anche nel libro e che possono trovare alleanze territoriali, è stato ricordato prima, cioè alla conclusione del libro si parla poi proprio esplicitamente dell'alleanza con la famiglia, con l'associazionismo, cioè non si esce da soli, non è una roba semplice che può fare la scuola. E per ultimo viene ripreso anche questo, il tema della formazione degli insegnanti e degli educatori che possano accompagnare e guidare gli studenti anche assieme ad altre figure come quelle degli orientatori. Ecco, questi erano un po' gli spunti che mi dicono la scuola non è diciamo orientata molto all'agentività, ma si può fare e ci sono delle strade che troviamo sia nella scuola che nella formazione professionale. Arduino, che ha colto, a mio parere, una delle peculiarità di questo testo, che diciamo, evidenzia questo rapporto stretto che c'è tra i processi formativi, i processi di apprendimento sul lavoro e la realtà complessa della persona. Io aggiungerei anche una dimensione, se volete, architettonica, no? Addirittura nei progetti che pare il ministro Bianchi voglia sviluppare, c'è anche quello di queste famose aule STEM, no? Cioè che in qualche modo si cerchi anche dal punto di vista del bello architettonico di favorire un ambiente educativo più favorevole alla libertà, alla dignità, alla crescita della persona. Do subito la parola per l'ultimo intervento a Don Fabrizio. Don Fabrizio rappresenta, diciamo, il mondo del CNOS FAP e la domanda che a lui faccio, visto che siamo a Job Orienta, è come l'orientamento può favorire l'agentività e il rapporto più stretto tra identità professionale e identità personale? Ma uno degli aspetti che il libro sottolinea è proprio il bisogno di un'identità unitaria nella persona, un'identità che si vede nel mondo extrascolastico, scolastico, lavorativo e professionale. E se un giovane, un ragazzo dovesse crescere andando a ricercare in ogni ambito della propria vita una strada particolare, avremo un giovane disgregato, un giovane che non ha integrità di vita. E allora diventa importantissimo l'orientamento fatto a tutte le età per tenere quest'unità di vita e perché la strada scelta dal giovane possa essere una strada che lo porta verso una vita felice e realizzata per lui, una vita che lo fa sentire grato del tempo che ha vissuto. Ieri ero in fiera
a Bologna, fiera di meccanica con dei ragazzini, e abbiamo incontrato un industriale che ci diceva: la cosa che la scuola non fa più è spiegare ai ragazzi che studiano meccanica che utilizzare una macchina di parecchi milioni di euro e guidarla, turni, frese, guidarla e programmarla è qualcosa di fantastico, non solo perché si guadagna, ma perché uno si sente realizzato perché sta facendo qualcosa di grande che non tutti sono in grado di fare, non tutti possono fare. Ecco, io penso che l'orientamento debba portare lì a far fare a ognuno quel pezzettino che solo lui può fare, quello che è il suo compito personale. In mancanza di orientamento si rischia di accompagnare tutti nella stessa direzione, si rischia di non far trovare l'identità e di appiattire verso il basso le persone, appiattendo ovviamente non ci sarà più quella voglia di essere proattivi, non ci sarà più la voglia di ricercare, di camminare, ma ci sarà quel stare comodo, sdraiati, seduti, senza fare nulla. Ecco, io penso che una società senza orientamento non possa andare molto in avanti, non possa trovare il suo sviluppo. E allora anche qui un'identità professionale che passa dall'identità individuale a un'identità sociale trova proprio il suo accento, anche in questo essere fautori, protagonisti, costruttori di una società nuova. Grazie mille a Don Fabrizio Buonalume e direi a Michele, se vuoi hai ben 5 minuti per concludere questa nostra chiacchierata. Ti ringraziamo di essere stato con noi, ti ringraziamo per la fatica intellettuale che hai fatto nello scrivere questo libro e anche per il piacere che ci dai a noi che lo leggiamo. Prego Michele. Ma in primo luogo devo ringraziarvi in particolare Claudio Gentile, che ho conosciuto in Trento nei tempi andati, perché diciamo che siete stati molto gentili nel presentare le cose, però mi avete anche sollecitato un ricordo familiare, perché quando si parla di talenti, qualche volta la testardaggine di una persona lo aiuta di fronte a tutti i condizionamenti che ci sono. Io ho un pronipote che ho conosciuto evidentemente lungo tutta la vita, adesso c'è una trentina d'anni, ma a già 7-8 anni lui disegnava per fare abiti belli, in particolare abiti da donna, il che metteva subito in crisi i genitori. Ma è continuato questo interesse per creare cose belle da mettere addosso alle persone. Conclusione, quando doveva andare a prendere la scuola secondaria superiore, la madre evidentemente, e il liceo devi fare. E lui dice, ma io voglio fare un istituto in cui imparo a fare queste cose. Ma no, insomma, conclusione, fortunatamente hanno messo un tipo di liceo che andava bene per lui, perché riguardava l'aspetto estetico. È andato a fare quello. Poi c'era il problema dell'università. Allora c'era il problema di trovare una strada in cui ci fosse il design, quella progettazione di abiti, eccetera, di alta moda che a lui piaceva. A questo punto c'era un problema, sì, i genitori ti pagano. A Milano c'è una scuola, però privata, che fa molto bene questa preparazione nel primo ciclo e secondo ciclo. Allora si è dato da fare anche a lavorare, ma perché voleva iscriversi lì, e anche se era da pagare, però lui avrebbe contribuito a pagare di persona, non solo per studiare, ma anche per lavorare. Alla fine di questo dice no, io devo qualificarmi e andare a Londra in un centro fondamentale per fare la laurea magistrale, cioè il master. Conclusione, anche lì ha fatto di tutto per avere una borsa di studio,
andato lì, lavorava regolarmente anche al museo il celebre museo di Londra, facendo vari lavori pur di mantenersi e lavorare. Alla fine si è laureato, è venuto in Italia e la prima cosa è andata a finire alla Perla di Bologna a fare evidentemente tirocinio con lo stage, poi un percorso diciamo a tempo determinato. Ma non era soddisfatto anche perché la Perla entrava in crisi. Allora ha mandato curricoli in giro, conclusione, 1 anno e mezzo fa è andata a fare un colloquio a La Corugna in Spagna, non sa una parola di spagnolo, ma l'inglese è perfetto, e lì ha parlato a Zara, il gruppo Zara, eccetera, ha fatto questo colloquio e gli hanno detto guardi, domani le diamo una risposta. Il giorno dopo l'hanno chiamato, va bene, la prendiamo. Allora c'è il problema del contratto. Adesso sta lì lavorando nel gruppo di progetto degli abiti di Zara per tutto il mondo e già adesso sono in vendita alcuni dei suoi capi inventati. No. Allora, per me, molte volte anche esistono persone che fin da piccoli hanno, chiamiamolo, una vera vocazione e poi anche riescono testardamente a cercare di raggiungerlo. Purtroppo sono pochi. Però devo dire che forse non abbiamo gli occhi aperti, non li vediamo. Dobbiamo cercare di capire un po' di più che cosa nell'animo delle persone esiste, perché non è vero che solo c'è un condizionamento familiare, perché in questo caso il padre è ingegnere, la madre, cioè, non c'era per nulla uno che fosse orientato a queste cose. D'altra parte anche una cosa importante, quando ho fatto l'università qui a Milano, ho dovuto imparare a lavorare con la macchina da cucire, perché fare gli abiti bisogna sapere anche le condizioni per poterli fare e fin a che punto si possono inventare delle cose che non sono poi fattibili. Questo vale in tutti i campi. Allora, qui cito questo per dire che è vero, però l'attenzione alla persona è ancora un po' debole, diciamo, in tutti i sistemi, e il rispetto di quelle che possono essere questi aspetti germinali delle persone. Forse se siamo un po' più attenti e siamo più capaci di guardare dentro, riusciamo anche di più a cogliere delle possibilità di crescita anche contro il nostro sogno, perché molte volte è la famiglia che condiziona il ragazzo, mentre lui avrebbe voglia di andare in qualche direzione, però in questo caso c'era sia la madre che il padre, dicevano no, non è il campo per te. Allora ecco, questo volevo citare alla fine, visto che avete parlato del problema dell'orientamento. E poi evidentemente devo ringraziare di tutte le cose belle che mi avete detto e citare il fatto che io però non sono fermo, perché io adesso sto studiando il mondo del lavoro da un punto di vista che è estremamente studiato, ma in Italia non se ne parla, che è il feedback dentro le aziende, il feedback nelle organizzazioni e il condizionamento che viene da questo per abbandonare posti di lavoro, per imparare, per crescere, per fare carriera e anche per stare bene e produrre. Ci sono delle condizioni che è interessantissimo esplorare e ci sono ricerche oramai da più di 30 anni estremamente interessanti. Però rimango sbalordito nel fatto che io non vedo in giro gente che le studia. Qui purtroppo siamo nel mondo anglosassone sempre e mi dispiace che il mondo latino è un po' meno attento a queste cose. Comunque ringrazio ancora tutti voi, fatto Claudio Gentile, Campino Salatin, Albert, il CNOS e le COFS, perché sono loro che hanno aiutato a pubblicare il libro, se no io non l'avrei pubblicato perché evidentemente c'è un problema anche editoriale da fare con le case editrici. E quindi grazie di tutto e speriamo che venga fuori qualcosa di buono nei prossimi studi.
Ancora allora a tutti i relatori, a chi ha organizzato questo evento, a Michele Pellerei e soprattutto auguri, e siamo in attesa di quest'altro frutto della sua, diciamo così, fervente e giovanilissima ricerca. Grazie Michele, grazie a tutti. Grazie anche a te per aver guidato così magistralmente questo incontro. Grazie.